Oggi la bozza dell'autonomia in Consiglio dei Ministri, l'annuncio di Conte, Stefani e Salvini. Entro il 15 gennaio si chiude la partita dei ministeri, il 15 febbraio la proposta dello Stato alle regioni. È forse il più bel Natale della mia vita, l'utopia sta diventando realtà, le parole del governatore Zaia dopo l'annuncio del governo nel pomeriggio. La banda del buco colpisce ancora, presa di mira la gioielleria Carraro a Mogliano nella centralissima via Matteotti. I ladri hanno approfittato della chiusura per lutto del negozio. Auto in fiamme nel pomeriggio in tangenziale a Treviso in prossimità dell'uscita aeroporto, lunghe code, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Solo 2 giorni fa l'esplosione che aveva fatto temere addirittura un attentato, stamane il panorama di Villorba ha riaperto i battenti a tempo di record. Macchinari per la circolazione extracorporea fuori dalle sale operatorie delle cardiochirurgie, screening dei pazienti con sintomi sospetti, il punto della situazione dei microbiologi sul batterio Chimera. Presentata la festa di Capodanno a Treviso tra giochi laser, fuochi della torre, tornelli per la sicurezza e anche la solidarietà per la montagna con la giunta che si taglia lo stipendio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e in primo piano l'avete visto e sentito dai titoli, c'era attesa per il Consiglio dei Ministri del pomeriggio dove arrivava finalmente dopo tanta attesa la bozza dell'autonomia, ovviamente della proposta dell'autonomia, anche quella del Veneto, poco fa, un'ora fa circa, poco più di un'ora fa, la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, affiancato dal Vice Premier Matteo Salvini e dal Ministro per le autonomie Erika Stefani, con il risultato di questo primo passaggio in Consiglio dei Ministri, le prime scadenze, 15 gennaio fine dell'iter tra i Ministeri, 15 febbraio la proposta dello Stato alle regioni e quindi anche alla Regione del Veneto. Allora sentiamo un breve estratto proprio della conferenza stampa di Roma con Salvini e poi Erika Stefani. 5 mesi di lavoro tecnico fra ministeri, fra tecnici, fra dirigenti col contributo delle regioni. Il primo importantissimo passaggio oggi in Consiglio dei Ministri e soprattutto delle scadenze. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Con parecchi ministeri già la partita è chiusa, con gli interni, con l'agricoltura, con la pubblica istruzione e con altri l'accordo è già fatto, per arrivare entro il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, ad avere la proposta dello Stato. Quindi sulla carta dal 16 febbraio in poi, se la proposta che arriverà dallo Stato sarà di gradimento delle regioni, si potrà firmare, però penso che avevamo parlato di un passaggio scadenzato entro la fine dell'autunno, ci siamo arrivati, quasi alla fine, però ci siamo arrivati, ed entro l'inverno potrà essere finalmente realtà un percorso che io mi auguro venga raccolto anche da alcune regioni del sud. Avverrà tramite la firma di un'intesa fra Presidente del Consiglio e Presidente della Regione, che poi sarà tramutata in un disegno di legge che dovrà essere approvato dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. È un percorso, ripeto, nuovo, ma che porterà sicuramente a un grandissimo cambiamento su quello che è il nostro sistema italiano, un nuovo rapporto anche fra lo Stato e le regioni. Però bisogna anche capire di che cosa si tratta, perché l'autonomia differenziata va effettivamente ad operare su quelli che sono degli spazi già attualmente di competenze cosiddette concorrenti, ovvero già le regioni possono legiferare in queste materie insieme con lo Stato. Si tratta di materie che la Regione potrà vedere riconosciute come materie di competenza esclusiva. Poi vi sono altre 3 materie che sono di competenza esclusiva che possono passare anche qui alle Regioni. Questi dunque i dettagli tecnici, evidentemente come avete capito c'è ancora da aspettare, i tempi sono ancora lunghi, ma ci sono delle scadenze, quindi a febbraio un primo cruciale passaggio e poi ovviamente l'iter alle Camere. Dunque i tempi che ci sono anche non brevissimi, ma il governatore del Veneto Luca Zaia è ottimista, evidentemente se nel pomeriggio subito dopo aver appreso di quanto detto a Roma ha rilasciato subito ovviamente una dichiarazione, ha detto mai regalo di Natale
più bello i veneti avrebbero potuto trovare sotto l'albero, e anche per me sarà probabilmente il Natale più bello della mia vita. Finalmente quella che qualcuno definiva un'utopia, una folle idea, una cosa irrealizzabile, sta diventando realtà. Poche ore prima, infatti, proprio a Palazzo Balbi, facendo il punto, il bilancio dell'annata per guardare al 2019, Zaia aveva parlato proprio dell'autonomia come la madre di tutte le battaglie e degli obiettivi per il 2019. Nel giorno in cui l'autonomia approda in Consiglio dei Ministri, il governatore veneto Luca Zaia ne ribadisce l'importanza per la nostra regione e lo fa nel tradizionale augurio di fine anno a Palazzo Balbi. L'autonomia significa dare una risposta a 2.328.000 veneti che hanno votato il 22 ottobre 2017 perché questa comunità diventi autonoma. Un paese che guarda il futuro diventa federale e abbandona il centralismo. La macchina è una macchina complessa, il percorso è assolutamente un percorso non lineare, ma dovremo anche faticare, immagino, in molte fasi. L'importante è che entri in Consiglio dei Ministri e che si decida, dopodiché ci arrangiamo noi a rianimarla. Per noi è la madre di tutte le battaglie, come è per i 5 Stelle il reddito di cittadinanza. Non si capisce perché la Lega debba dare risposte in maniera assolutamente coerente e rispettosa al collega di governo e il collega di governo non debba dire presente quando c'è bisogno di parlare di autonomia. Un anno intenso per il Veneto, soprattutto negli ultimi mesi, quando è stato messo a dura prova a causa del maltempo. In un video toccante la regione ha immortalato le immagini della devastazione per poi far vedere quella che sarà la rinascita. Il primo piano è andato. È arrivata là? 2,80 m di acqua. Ci sapeva che dovevamo staccare i lampadari. L'ultima volta che avevo visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. I veneti sono forti, abbiamo raccolto 3.400.000 euro e continuiamo su questa direzione. Siamo sicuramente oggi sotto i riflettori, il governo ha stanziato già parecchie risorse, adesso stiamo semplicemente aspettando la suddivisione di queste risorse, ma se le cifre saranno confermate, penso solo al triennale, 800 milioni nel 2019, 900 e 900 nel 2020 e 2021, sono belle risorse, quota parte, gran quota parte spetterà alla montagna del Veneto. Ma c'è un'altra partita importante da affrontare, le Olimpiadi con la candidatura Milano-Cortina. Bisogna portare a casa le Olimpiadi. E guardate che da soli si fa prima, ma assieme facciamo più strada. È fondamentale che ci sia l'aiuto di tutti. Chiamate a casa amici che avete in giro per il mondo, anche se non c'entrano nulla col CIO, con gli sport, ma alla fine sta catena di Sant'Antonio ci porterà il risultato, credetemi, ce lo porterà. Dobbiamo creare consenso attorno a questa candidatura, che è la migliore ed è la più bella. E tra le bellezze del nostro territorio, il saluto di Natale arriva dalla giovane orchestra Sio di Conegliano del maestro Santinel. La cronaca ci porta a Mogliano, una gioielleria razziata proprio in centro, un colpo davvero ignobile. Sentite perché. Colpo grosso alla gioielleria Carraro nella centralissima via Matteotti a Mogliano. I ladri hanno forato la parete del negozio attraverso un locale adiacente, ora sfitto, e sono entrati. Quando esattamente sia stato messo a segno il furto ancora non si sa. La gioielleria infatti era chiusa da alcuni giorni per lutto a causa del decesso della moglie dell'anziano titolare. Ladri davvero senza cuore che hanno approfittato della disgrazia per agire in tutta calma. A fare l'amara scoperta il proprietario della gioielleria questa mattina quando è tornato in negozio. Ancora da quantificare il bottino. I malviventi hanno arraffato tutti i preziosi in esposizione nella vetrina esterna ed in quelle interne non sono però riusciti ad aprire la cassaforte. Indagano i carabinieri che stanno provvedendo in queste ore ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Pesanti disagi alla circolazione oggi pomeriggio per l'incendio di una vettura in tangenziale a Treviso in prossimità dell'uscita aeroporto, lunghe code. In queste giornate, peraltro, di traffico già congestionato per l'approssimarsi delle feste. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, come vedete in queste immagini, ha evitato il peggio. Non ci sono stati feriti, ma l'auto, una Peugeot, è andata completamente distrutta. Disagi nelle vicinanze per la nebbia anche che ha caratterizzato l'intera giornata di oggi. Ha provocato disagi all'aeroporto Canova di Treviso con numerosi ritardi sia nelle partenze che negli arrivi, anche un volo cancellato, quello da e per Eindhoven, nei Paesi Bassi, ed è una nebbia che a quanto pare è destinata a non lasciarci molto velocemente.
Abbiamo in questo ultimo periodo dell'anno la presenza di un anticiclone che interessa un po' tutta la pianura, tutte le nostre zone. Questo vuol dire che i sistemi perturbati sono impediti a scorrere sulla nostra zona, marginalmente scorrono sulle Alpi. Tempo stabile, alta pressione, aria ferma che con il passare dei giorni si carica di umidità. Sarà la nebbia la caratteristica più evidente degli ultimi 10 giorni del 2018, nebbia che in pianura probabilmente ci terrà compagnia anche nei primi giorni dell'anno nuovo. La nebbia che si formerà intensamente durante la notte, in parte nel giorno, prime ore del mattino, e si dissolverà diciamo a metà giornata, ma non molto, quindi renderà vana questa situazione di bel tempo. In montagna è già migliore, anche se ci potrà essere un po' di nuvolosità. Il weekend e poi il Natale saranno all'insegna dell'estrema stabilità. Non farà particolarmente freddo, con le temperature minime che in pianura non dovrebbero scendere sotto lo 0 e massime sui 6-7 gradi, localmente anche 8, laddove il sole riuscirà a fare capolino. I venti si manterranno molto deboli, facilitando quindi il ristagno di nebbia e smog, purtroppo fedeli compagni su tutto il Veneto fino al 2019. Torniamo a Villorba adesso. Solo 2 giorni fa, lo ricorderete, quell'esplosione sul tetto del centro commerciale Panorama aveva fatto addirittura pensare a un attentato, e 2 giorni dopo una riapertura a tempo di record. Dalla paura di uno stop forzato al sospiro di sollievo delle serrande rialzate. Dopo 2 giorni di chiusura ha riaperto oggi il centro Panorama di Villorba, chiuso dopo che mercoledì era esplosa una cisterna sul tetto. Nelle scorse ore le perizie dei tecnici sulla struttura per valutare l'effettiva entità del danno provocato dall'esplosione hanno permesso l'apertura di tutta l'area della galleria negozi e buona parte del supermercato. Chiusa l'area di 200 metri quadrati dove si sono recati danni strutturali all'edificio. L'esplosione del boiler, che conteneva ben 1500 litri d'acqua calda ed era collegato all'impianto di riscaldamento, ha intaccato in modo significativo alcune travi portanti, mettendo a rischio crollo una parte della struttura. A questo punto si può dire che la perdita economica nei giorni in cui le festività natalizie entrano nel vivo è in gran parte scongiurata. La preoccupazione nelle ore scorse era stata davvero alta, soprattutto per i tanti lavoratori che aspettavano con ansia questi giorni lavorativi in cui i centri commerciali registrano in genere gli incassi più cospicui. I sindacati avevano auspicato una riapertura nel più breve tempo possibile e nella mattinata di venerdì 21 dicembre la direzione ha annunciato sulla pagina Facebook la riapertura del centro commerciale dopo 2 giorni di chiusura forzata. Il batterio killer chimera è il punto della situazione dei microbiologi oggi. Vediamo. Batterio Killer, l'associazione di microbiologia ha stilato un documento che stabilisce in maniera chiara tutti gli aspetti di prevenzione e controllo nelle sale operatorie dove si sono verificati i casi di infezione da micobatterio chimera dovuti alla contaminazione delle macchine utilizzate per la circolazione extracorporea durante gli interventi di cardiochirurgia. A Mestre, come a Treviso, le sale operatorie delle cardiochirurgie sono sicure, fanno sapere i direttori delle unità di microbiologia che coordinano le unità di crisi create dopo i 6 decessi ed il richiamo di circa 10.000 pazienti operati a cuore aperto in Veneto dal 2010 al 2017. Sono state adottate tutte le misure di decontaminazione delle strumentazioni e in più abbiamo messo la macchina, lo strumento, al di fuori della sala operatoria, collegata con un aspiratore per rendere assolutamente sicuro qualsiasi tipo di intervento chirurgico. Attivati inoltre tutti i controlli non solo nell'acqua utilizzata per il raffreddamento del macchinario, ma anche dell'aria dove dall'acqua nebulizzata il micobatterio può diffondersi ed infettare i pazienti. Oltre a questo sono state date delle indicazioni a livello nazionale per l'eventuale screening di quei pazienti che post intervento chirurgico hanno dei sintomi che possono essere correlati ad un'eventuale infezione da Mycobacterium chimere. Questi pazienti vengono quindi inviati nei reparti malattie infettive e sottoposti a tutti gli accertamenti per verificare o meno la presenza dell'infezione. Migliaia le chiamate giunte all'ospedale di Treviso, 3 fino ad ora i casi sospetti. Torneremo a Mogliano fra pochissimo, dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Treviso, dunque a Mogliano. Torniamo a Mogliano, dove i lavori in corso da questa mattina per disegnare le strisce pedonali in piazza Pio X
non sono decisamente piaciuti a molti cittadini. Anche il web si è scatenato. Il perché ce lo racconta il prossimo servizio. Brutta giornata quella di oggi per gli operai che a Mogliano sono incaricati di disegnare a strisce pedonali e il resto della segnaletica orizzontale nella zona di Piazza Pio X. Almeno questa è la sensazione guardando il risultato della mattinata di lavoro, ma soprattutto sentendo i commenti di chi qui ci vive e ci lavora. Solo dire, è una schifezza. È una cosa indecente, dai, sembra fatto da uno che passava di qua al momento. E come dargli torto, tra striscioni e macchie sull'asfalto e sul selciato, segni di fondo del barattolo col colore, impronte di scarponi a base di vernice bianca. La sensazione di fronte a questo spettacolo è quantomeno di poca cura nella verniciatura e in genere in tutta l'opera. Una sensazione che, come abbiamo sentito, si è velocemente diffusa, arrivando anche alla nostra redazione. Un giudizio che però l'assessore ai lavori pubblici rintracciato al telefono proprio non condivide. È una tecnica che si usa quando si fanno le strisce pedonali, la segnaletica in questo periodo in cui è difficile trovare belle giornate di sole e terreno asciutto, e si usa del bicarbonato che viene messo sopra la vernice per facilitare l'asciugatura, e dopodiché alla prima pioggia il bicarbonato viene dilavato e rimangono le strisce. Insomma, ecco, diciamo normale amministrazione per chi capisce di lavori pubblici. Quindi basterebbe solo lavare, lei dice? Basterà, quando la vernice è asciutta, con l'acqua assolutamente se ne va, il bicarbonato non è niente di che. Ma perché non hanno fatto gli operai? Guardi, io credo che non sia assolutamente questo il problema, nel senso che il lavaggio del marciapiede, insomma, e comunque continuare a passarci sopra, il bicarbonato si sparge ancora, per cui è bene aspettare una prima pioggia, il marciapiede, il negoziante darà una spazzatina, insomma, ma... Adesso a Treviso, torniamo a Treviso per parlare del Capodanno. Il Capodanno con i suoi eventi spettacolari, ma ovviamente un occhio anche alla sicurezza. Noi saremo sul palco, sarà il momento in cui appunto annunceremo questo, tra virgolette, taglio degli stipendi, e simbolicamente poi un assegno sarà consegnato al nostro governatore, a Luca Zaia, per le popolazioni colpite dai recenti disastri. Il sindaco Mario Conte e tutta la sua giunta si tagliano lo stipendio a favore della montagna veneta colpita dal disastro di fine ottobre. L'annuncio oggi durante la presentazione della festa di fine anno tra la Loggia dei Cavalieri e Piazza dei Signori. E anche per questo evento il sindaco ha voluto marcare la distanza con il passato, iniziando dal titolo dato alla serata. Perché è un capodanno fatto da trevigiani, pensato per i trevigiani, con tutti gli artisti trevigiani, con l'idea di riportare in piazza dai bambini, cioè da 0 a 99 anni, e infatti con 2 zone, una piazza dei signori aperta a tutti e la grande novità sotto l'orologio incantato, ovvero l'orologio dei cavalieri, un capodanno dedicato ai bambini. Nuovo capitolo dunque, cominciando dal conduttore, a Igor Barbazza, volto di 100 vetrine di Don Matteo, Trevigiano Doc, il compito di presentare volti e voci della marca divenuti famosi, ma anche la serie di ballerini che si alterneranno sul palco di Piazzetta Aldo Moro. Cambio di passo anche sui giochi luminosi, da quelli proposti dall'allora assessore Franchina ai laser per proiezioni tridimensionali. Anche sui tradizionali fuochi della Torre Civica pare che il sindaco abbia voluto fortemente differenziarsi da quelli degli anni e della giunta precedente. Assolutamente no, le cose buone e le cose belle non si cambiano, quindi assolutamente fuochi d'artificio della Torre Civica, ma con una novità, quindi ci sarà un laser show e questa volta i fuochi d'artificio saranno a ritmo di musica. Scelte artistiche con una vena di politica quindi per questo Capodanno. Quello che il sindaco Conte ha invece voluto mantenere in continuità con il predecessore Manildo è il sistema di controllo e di sicurezza. La zona centrale, quindi quella attorno a Piazza dei Signori, sarà tra virgolette chiusa, quindi con una capienza di 3.000 persone, ci saranno 8 varchi controllati da personale qualificato e controllati con il contapersone metal detector, quindi per garantire a tutti i trevigiani assoluta sicurezza. Quindi invito tutti, per chi avesse voglia di partecipare appunto da vicino a vedere i fuochi, a prendersi per tempo per arrivare in piazza. Torniamo a parlare di Antena 3 e dei suoi 40 anni, questa sera dopo 20:10, in prima serata dalle 21:15, torna 40, la trasmissione che racconta ogni venerdì la nostra storia. Secondo appuntamento questa sera con 40, il nuovo programma di Antena 3 con le immagini di volti e luoghi dei nostri territori.
In questa nuova puntata incontreremo uno dei primi redattori degli esordi della televisione e con lui rivedremo alcune spezzoni di interviste a personalità della cultura e semplici cittadini. Un viaggio nei luoghi della Marca, oggi profondamente cambiati, ritrovando volti e voci oggi citati nei libri di storia e di letteratura. Continueremo ripercorrendo gli anni degli scioperi e dei primi mutamenti del tessuto economico trevigiano e veneto, col fallimento di colossi del mobile e del metalmeccanico, commentati da due volti del sindacato di allora. Faremo un parallelismo tra la crisi di allora e quella che abbiamo appena attraversato, il ruolo degli imprenditori di ieri confrontandolo con quello di oggi, ma anche delle banche e dei prestiti divenuti inesigibili. Poi ci sarà anche una rubrica che chiederà ai telespettatori di indovinare i luoghi di allora, iniziando da questo distributore fissato nell'immagine del 1979. Un programma che è già un successo, considerando che molti si sono già riconosciuti nelle immagini proposte nella prima puntata. Una sorpresa per loro che si rinnoverà anche questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Una storia di tutti e tutti in una storia. Siamo in chiusura, vi saluto tornando a parlare di Treviso e di festeggiamenti, perché vi mostriamo in anteprima, in esclusiva, anche il video che è stato realizzato dal Comune di Treviso sull'accensione dell'albero di Natale di Treviso e quindi la grande festa che ha dato il via ai festeggiamenti per il Natale. Con queste belle immagini ci salutiamo e vi lascio al meteo. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata asciutta e stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 22 dicembre. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e sulle vallate alpine. Non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra 3 e 7 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili al mattino delle foschie o delle nebbie sulle vallate alpine. Cielo spesso coperto invece sui restanti settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della regione, salvo per qualche nevicata sulle Alpi di confine. Temperature minime tra -1 e 4 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.